Prova a risorgere il Partito Democratico dopo la batosta elettorale del 4 marzo. A Mestre, vertici e militanti si radunano per discutere sul futuro di una forza politica che rischia di essere condannata all'irrilevanza. Si parte dunque dall'analisi degli errori commessi negli ultimi anni. I dati parlano chiaro, osserva, numeri alla mano, il neosenatore Andrea Ferrazzi. C'è una correlazione strettissima tra le persone sotto la soglia di povertà e gli elettori del Movimento 5 Stelle. C'è vergogna perché siamo persone dignitose a farla vedere, ma c'è crisi e difficoltà in moltissime famiglie a pagare il riscaldamento, a pagare le bollette. Non diciamo se c'è per esempio un problema, non so, di qualche centinaia di euro perché uno deve andare assolutamente al dentista e questo diventa un dramma. Allora questo tema della situazione della gente che ha difficoltà economica va preso assolutamente in mano immediatamente e va data soluzione con coraggio. Il governo Gentiloni ha dato risposte giuste sulla crescita del paese, rivendica il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta, ma non abbiamo intercettato le domande profonde di una larghissima fetta di popolazione. Bisogna riconoscere questo limite e ripartire sapendo che chi ha fatto però delle promesse così difficili da mantenere dovrà fare i conti anche con la realtà. Alla gente bisogna da un lato dare risposte e noi non abbiamo dato evidentemente risposte sufficienti, ma dall'altro anche far capire la complessità nella quale ci si trova. Il risultato elettorale, conferma il politologo Paolo Feltrin, è tutt'altro che scritto nella pietra. Nessuno oggi può dire se questo risultato è consolidato, proprio perché generato da promesse francamente irrealizzabili. Quindi la domanda è: se per caso nei prossimi mesi, anni, ci sarà una forte delusione, chi la intercetterà? Ecco, questa è una domanda che ad esempio il Partito Democratico deve porsi.